Agire in fretta e insieme. È un grido d'allarme unanime quello lanciato dalla sede della città metropolitana di Venezia in via Forte Marghera durante il convegno organizzato dalla Fictem CGL, con l'obiettivo di capire quale sia la strada migliore per risolvere la questione delle bonifiche sui terreni di Porto Marghera. Per qualsiasi cosa bisogna mettere alla base dello sviluppo il progetto delle bonifiche. Tu devi concentrarti sul progetto delle bonifiche per rendere poi palesi le manifestazioni di interesse. Non ci possono essere incognite per gli imprenditori che vengono qui e che l'obiettivo di spesa possa aumentare dal momento in cui viene riscontrato un livello di inquinamento sul terreno che è acquisito. Quindi è evidente che questo è un percorso che va gestito bene, non con gli annunci, ma appunto con concretezza reale. L'obiettivo finale è quello di creare una sorta di bonifica che serve per le industrie, perché non si può pensare dentro a quel sito di mettere qualsiasi altro tipo di attività, magari turistica, perché evidentemente il costo della bonifica aumenterebbe sicuramente i costi almeno di 4 volte dalla stima che noi abbiamo fatto, insomma, quindi è una spesa improponibile per chiunque e non è una spesa che si può ovviamente assoggettare alla collettività. Abbiamo perso la gara del centro di fusione nucleare anche perché le aree ex Syndial non sono ancora disponibili, gli fa eco Bettin, che punta il dito contro lo Stato. Il grande latitante di questi anni è lo Stato, è il Parlamento e il Governo che devono rimettere in una prospettiva di concretezza l'elemento della bonifica, quindi mettendo risorse e semplificando le normative, come in altri paesi si è fatto con successo, dichiarando che vuole avere una nuova politica industriale di cui Porto Marghera deve essere una delle capitali italiane ed europee, cosa che il governo, il Parlamento, lo Stato italiano da 20 anni, forse 30 addirittura non ha più fatto.